modalità che il mio sistema supporta è schermo intero, portate pazienza. Allora, per quel che riguarda gli obiettivi di accessibilità, sostanzialmente vanno pubblicati dentro l'apposita pagina del portale istituzionale dell'ente, di fatto la stessa dell'anno scorso, per cui dentro all'amministrazione trasparente. Adesso provo a rifare il giro in diretta, vediamo se... Allora, altri contenuti. Accessibilità al catalogo di dati, metadati e banche dati. Obiettivi di accessibilità. Allora, qui abbiamo una normativa prevista dall'anticorruzione, per cui è un adempimento che va assolutamente fatto. Di fatto poi non abbiamo non ci sarà poi una sessione di verifica che gli obiettivi siano effettivamente stati raggiunti, quindi è un impegno che l'amministrazione si prende nei confronti della propria utenza, cercando, come dire, in coscienza di rispettarlo il più possibile. Allora, per agevolare la compilazione, Agid mette a disposizione un form che adesso vi mostrerò. Noi abbiamo scelto di procedere per doppia via, quindi sia di compilare il form Agid che di pubblicare sulla nostra pagina un file PDF in maniera che sia comunque accessibile, anche perché non è obbligatorio l'utilizzo del form, per cui se voi volete potete redigerli su un vostro documento. Nel caso in cui scegliate di utilizzare il form, sostanzialmente nel momento in cui voi vi collegate c'è la possibilità di registrarvi, è molto semplice. Vediamo, io sono già entrata, quindi ecco i miei obiettivi. Qui ci sono quelli del 2020 per Regione del Veneto. Scrivi gli obiettivi di accessibilità, fermatemi in qualsiasi momento naturalmente nel caso servano chiarimenti. E allora, sostanzialmente a parte un paio di informazioni di ordine generale, quindi amministrazione di appartenenza, l'amministrazione deve essere registrata al sito dell'IPA, per cui nel caso l'ente non fosse, in questo caso penso che siamo tutti quanti a posto da questo punto di vista, nel caso insomma c'è da fare questo passaggio preliminarmente che comunque sarà indispensabile anche poi per poter adempiere a tutte le altre scadenze, non solo relative all'accessibilità. E non è, diciamo che il responsabile la responsabilità è comunque in capo all'RTD, ma non è d'obbligo che sia lui a compilare gli obiettivi, per cui può essere fatto su delega. Viene richiesta l'URL di pubblicazione degli obiettivi, che è quella che abbiamo visto prima. Dopodiché ci sono due sezioni da compilare, sostanzialmente una parte generale in cui si va ad individuare un attimino l'ambito che riguarda gli obiettivi, per cui il sito istituzionale o i siti tematici, l'intranet, la formazione, postazioni di lavoro, organizzazione del lavoro. Sotto c'è un altro menu a tendina che sostanzialmente riprende in parte quello sopra, infatti bisogna stare attenti a essere coerenti con le due voci, perché altrimenti si rischia di scrivere delle cose strane. Per cui si va a specificare un attimino il tipo di obiettivo, può essere l'adeguamento ai criteri di accessibilità, quando non, insomma, qui li potete leggere, sono tutti quanti molto semplici, molto comprensibili. Allora, tempi di adeguamento, in genere gli obiettivi hanno validità a gennaio-dicembre, per cui a meno che non ci siano delle scadenze precedenti, si suppone che il termine può essere il 31 dicembre, dopo questo va a discrezione del singolo obiettivo. Ad esempio noi per alcuni obiettivi l'anno scorso, che potevano essere l'adeguamento alle linee guida, l'adeguamento ai criteri di accessibilità, avevamo la scadenza del 23 settembre, che era quella della pubblicazione poi delle dichiarazioni di accessibilità. Ecco, una piccola accortezza, magari sì, è vero che gli obiettivi bene o male sono quelli, noi ad esempio l'anno scorso ne avevamo individuati 5, è vero che di fatto alle volte è necessario che un obiettivo si ripeta, perché penso ad esempio al miglioramento dei formulari,
all'interno dei siti web, che è uno degli obiettivi proposti. Uno migliora i formulari che sono presenti nel 2020, poi nel 2021 si acquisiscono servizi nuovi, si inseriscono formulari nuovi che a loro volta magari avranno bisogno di essere testati e poi in qualche modo migliorati. Diventa un po' un processo iterativo. Il consiglio che io vi do è quello di evitare di ripetere pedissequamente tutti gli obiettivi, per cui magari cercare di, visto che se ne possono scegliere alcuni tra quelli proposti, di introdurre un attimino di variabilità da un anno all'altro, ecco, a livello proprio operativo, se mi posso permettere una piccola dritta, ecco, tutto qua. Una volta salvati gli obiettivi, poi viene fornito, vediamo, abbiamo quelli dell'anno scorso, noi ad esempio, ci si va a pescare l'URL degli obiettivi e la si va a copiare all'interno del proprio sito. Ecco, questo per quel che riguarda gli obiettivi di accessibilità. Mi pare che non ci sia altro, se ci sono domande, se no passerei oltre. Io intervengo, scusate, mm, intervengo, sì, allora noi abbiamo partecipato insomma anche alla domanda, al bando ANCI, quello di Fondo Innovazione Digitale in forma aggregata con la Regione. E a me rimane oscura tutta la parte relativa all'app IO che dovrebbe essere stata attivata come requisito minimo dalla Regione, che ho capito bene si era incaricata di attivarla per tutti gli enti che avessero partecipato al bando in questa forma. E sì, so che non è molto attinente, diciamo, alla giornata di oggi, però perché vedevo tra i vari obiettivi le app, ecco, tutta questa parte qua dell'app io e dell'integrazione anche con altri servizi, tra cui PagoPA, mi è rimasta un po' oscura, per cui chiedevo se la Regione aveva anche in programma una giornata dove si poteva spiegare a chi non è, diciamo, del settore, strettamente del mestiere, come per esempio sono come io, insomma, come avviene questa integrazione, anche per capire come funziona. Ecco. Tutto qua, grazie. Allora, prima di lasciare la parola al collega che magari ci dirà se e come può essere gestita la risposta al tuo intervento, perché immagino che sarà una risposta molto corposa, quindi magari vediamo se riusciamo a dartela in questa sede oppure se, come dire, cogliamo l'indicazione e vediamo magari di indirizzarti verso verso un momento in cui possa esserci una risposta, ecco, un pochino più completa. Faccio solo una specifica. Allora, qui tu vedi siti web, ringraziandoti comunque assolutamente per la domanda, tu vedi siti web e app mobili, per quel che riguarda, è molto compartimentata la questione, quindi per quel che riguarda l'accessibilità. Per cui poi magari l'approfondimento successivo che faremo sarà proprio sulle app mobili, vedremo un attimino un paio di questioni piuttosto spinose che riguardano le applicazioni. Una cosa, gli obiettivi di accessibilità riguardano nello specifico l'ente, quindi ad esempio l'applicazione mobile, se il tuo ente è dotato di una propria applicazione mobile di cui è anche, come dire, di cui si è occupato per quel che riguarda anche lo sviluppo. Quindi se tu prendi in carico un servizio da un ente terzo, sarà l'ente terzo che in qualche modo avrà nel suo panel di obiettivi quello di garantire l'accessibilità di un'app mobile. Per quel che riguarda l'ente, appunto, va compilato un obiettivo sull'app mobile solo se l'app mobile è la tua, se il sito del comune ha una versione anche da mobile, ad esempio, quando non se avete un'app specifica per erogare determinati servizi. Stefano, dimmi tu se vuoi rispondere adesso o se individuiamo magari un momento per poter rispondere al collega in maniera più completa.
Ma Grazie. ok, se volete due parole veloci proprio. Allora, ciao Domenico, ciao a tutti. Ciao Stefano. Ciao. Allora, diciamo così, la risposta in due fasi. La prima risposta, quella di tipo proprio, chiamiamola così, quella che poi rimanda ad approfondimenti puntuali, non può che essere questa. Allora, per quanto riguarda il collegamento con l'Appio, di tutto quello che è l'ecosistema MyP3 sostanzialmente, noi che cosa possiamo dire in questo momento? Possiamo dire questo, che l'integrazione è stata fatta senz'altro per quanto riguarda le scadenze del 28 febbraio che si legano in particolare al mondo dei pagamenti. Ma ci sono delle importanti novità che si legano anche a MyPortal 3. Allora, per quanto riguarda questi aspetti in termini generali, io credo che senz'altro verranno organizzati degli altri momenti di approfondimento puntuale, proprio che spieghino nei dettagli cosa è stato fatto, cosa va tenuta in debita attenzione e che cosa eventualmente si può anche fare in maniera, diciamo così, di ulteriori approfondimenti, interrelazioni e quant'altro. Da un punto di vista invece così molto pratico, operativo, quello che abbozzo è questo come risposta. Allora, entro il 28 febbraio tutti gli enti che sono stati, che hanno aderito al bando ANCI Veneto in forma aggregata, hanno attivo almeno un servizio su Appio, che è il servizio avviso di pagamento. Questo servizio è legato a MyPay e di conseguenza tutte le tipologie di dovuti in questo momento attive sull'impianto appunto dello specifico ente conferiscono quello che è l'eventuale avviso verso questo contenitore avviso di pagamento su Appio. Ecco, questo è già attivo, ripeto, già stato acceso per tutti gli enti. Potete fare le prove, ma ripeto, non entro nei dettagli perché altrimenti dovremmo aprire veramente una parentesi e avrei bisogno anche del supporto dei colleghi che si occupano di pagamenti nello specifico. Per quanto riguarda invece il mondo MyPortal, quindi parliamo del mondo portale e servizi, quindi MyPortal 3, quindi con MyPortal e con i servizi, con i LED, dal punto di vista sempre pratico, operativo, è già disponibile tecnicamente, ma dovete darci un attimo il tempo di così confezionare le dovute comunicazioni e le interazioni con ciascun ente, la possibilità di indirizzare, quindi di veicolare su Appio, che cosa? Avvisi generici e news da portale. Quindi tutti gli enti che hanno MyPortal come portale potranno veicolare in tempi relativamente brevi, perché tecnicamente è tutto pronto, anche avvisi generici e news. Non solo, stiamo testando anche la funzionalità successiva, ovvero il fatto di poter accendere su Appio i LED, quindi l'ente che avrà attivo un servizio digitale, ad esempio richieste di appuntamenti, quindi un servizio digitale che è fruibile anche dal dispositivo mobile, potrà appunto accendere con la collaborazione di Regione che funge appunto da intermediario, in questo caso anche verso Pago PA per il mondo dell'Appio, potrà accendere anche quel servizio su app perché il cittadino possa fruire del servizio stesso. Ecco, io per il momento mi fermerei qui. Grazie Stefano. Ecco, grazie, scusate, intervengo di nuovo. E quindi se ho capito bene, per le applicazioni che non sono prodotte dall'ente, tipo l'app Io, non dobbiamo fare nulla. E la mia domanda è, per quanto riguarda il sito internet, per chi ha MyPortal, come va considerato? Cioè dobbiamo metterlo tra gli obiettivi, l'accessibilità del sito, oppure no, perché il sito diciamo, è frutto dalla regione, anche se è implementato da noi? Provo a risponderti invitando Stefano ad interrompermi in qualsiasi momento nel caso ci sia da correggere e integrare. Allora, sostanzialmente per quello che riguarda Regione del Veneto, allora, gli obiettivi di accessibilità del sito sono in capo all'ente. Che cosa succede? Nel momento in cui Regione Veneto
ti fornisce MyPortal certifica che il contenitore, al netto di quello che è il materiale redazionale che l'ente poi andrà a inserire, è accessibile. E abbiamo appunto una certificazione che questo lo attesta. Dopodiché i test di accessibilità non possono, devono essere eseguiti con il materiale redazionale dentro, perché di fatto il cittadino accede al servizio che gli viene reso a disposizione online. Quindi sta all'ente poi aver cura di inserire materiale in maniera che sia accessibile, quindi penso agli accorgimenti principali che sono nel momento in cui viene caricata un'immagine, My Intranet mette a disposizione la funzione ad esempio di inserire un testo alternativo, per cui l'utilizzo corretto di questo tipo di funzionalità, quando non, se si utilizzano tag HTML, utilizzarli in maniera corretta. Tutta questa serie di accorgimenti. L'ultimo, ma primo in ordine di priorità, inserire assolutamente file PDF accessibili e non scansioni di immagini, perché questo è uno dei problemi principali che l'utente incontra. E dopodiché appunto la dichiarazione di accessibilità, quindi quella che va compilata entro il 23 settembre su form Agid, deve essere compilata dall'ente e pubblicata nel link che MyPortal mette a disposizione nel footer. Dimmi se ho... Sì, perfetto, grazie, ho capito. Grazie. Se posso intervenire riguardo al discorso dell'onboarding sull'app, io sono Luca Dainese, provincia di Padova, che noi avevamo anche guardato, perché avevamo già iniziato anche a livello di ente la convenzione con PartyA per l'onboarding sull'app. Lì bisogna addirittura indicare qual è l'indice dei servizi per le comunicazioni, ci sono anche i template dei messaggi che bisogna decidere di trasmettere, e c'è una descrizione anche per ogni servizio che si decide di veicolare attraverso l'app Io. Non so se questa cosa qui, utilizzando quelle che sono le modalità di accesso attraverso i servizi della Regione del Veneto, è possibile farla, nel senso che farete da tramite attraverso per tutti gli enti per questa cosa, perché mi sembra che siamo abbastanza specifici nell'onboarding dei servizi, cioè nel senso, io vedo qua c'è proprio un template Excel che è chiamato proprio Io Onboarding Enti, che ti dà l'elenco dei servizi che devi decidere di definire proprio, c'è scritto proprio nelle istruzioni, definisci l'elenco dei servizi che vuoi gestire attraverso l'app Io. Completa la lista qui sotto. Per ogni servizio prepara i messaggi usando i template messaggi che trovi nel secondo foglio. Infine compila le schede dei servizi indicando descrizione e dati di contatto di ciascun servizio, secondo il modello suggerito. Quindi qua c'è proprio delle specifiche tecniche, al di là poi del realizzarlo concretamente attraverso quindi le funzionalità del software che comunicano questi messaggi. C'è proprio indicato servizio per servizio, diciamo in qualche modo, sì, dei template, delle descrizioni, dei referenti. Ecco, sì. Chiedevo come potrebbe essere fatto questo, tra virgolette, per conto degli enti da parte di Regione del Veneto. Sì, anche qui mi sento chiamato in causa, Eleonora. Vado? Vai. Ok, allora è tutto vero assolutamente quello che sta raccontando il collega, forse appunto nelle poche parole che ho detto prima non sono riuscito a far percepire questo passaggio, ovvero che per quanto riguarda appunto i servizi che un ente vuole esporre su Appio, ha più scelte, nel senso che ha la scelta di veicolare quello che è in qualche maniera per certi versi legato e quindi ha una certa competenza anche regionale in termini di servizi inerenti ai prodotti regionali, ed è qui che Regione interviene soltanto ed esclusivamente per quei servizi che sono legati a dei prodotti regionali,
E questo è un ambito, oppure può intervenire l'ente su un altro ambito, ovvero su tutti quelli che sono i servizi che eroga indipendentemente da piattaforme e prodotti legati a Regione del Veneto. Ecco, su questo secondo aspetto ovviamente valgono le stesse regole, ma l'ente deve in qualche maniera intervenire in forma autonoma con degli accordi direttamente con PagoPA piuttosto che con qualche altro intermediario. Ecco, per quanto riguarda l'ambito regionale, quello che noi abbiamo fatto proprio per il primo servizio di pagamento acceso legato a MyPay, quindi esclusivamente per gli enti che appunto si appoggiano a MyPay, quindi hanno come intermediario i pagamenti Regione del Veneto. Al momento abbiamo acceso un servizio che si chiama avviso di pagamento che porta appresso tutte le caratteristiche che sono appena state descritte, quindi raccogliendo appunto quelle che sono le informazioni. Per il momento, per il 28 febbraio, abbiamo raccolto esclusivamente le informazioni di base, che sono comunque tante, necessarie ad accendere il servizio. Adesso le stiamo integrando anche con i dettagli. Quindi... Top. Allora, questa appunto è la pagina di MyExtranet di cui vi parlavo, dove trovate gli obiettivi di accessibilità 2020, stessa cosa vale per il 2021. La dichiarazione di accessibilità, le scadenze sono le stesse salvo l'anno e la scadenza per le app mobili che è il 23 giugno, 23 non 21, perdonatemi, errore mio, del 2021. Qui trovate tutte le informazioni e trovate anche quello che chiedeva il collega prima, quindi la parte relativa a MyPortal. Ok, per qualsiasi altro chiarimento chiedete pure qui, oppure se preferite possiamo anche aggiornare appunto a momenti successivi, siamo a disposizione. Per quel che riguarda la nuova scadenza di quest'anno, si parla delle applicazioni mobili. Abbiamo trovato interessante cominciare ad affrontarla per due motivi. Il primo è che di fatto magari un ente ancora non ha un'app mobile, pensa di dotarsene. Nel momento, allora, qualsiasi accorgimento che venga preso in materia di accessibilità al momento dello sviluppo è decisamente meno impattante in termini di organizzazione, costo, disegno, se fatto nel momento di creazione del sito, quando non dell'app, anziché in un momento successivo. Può essere che ci siano chiaramente delle correzioni, delle integrazioni, degli adeguamenti, ma tutto quello che viene fatto all'inizio ha un impatto molto minore. Tra l'altro c'è da dire una cosa. Un conto sono gli adeguamenti di tipo normativo, un conto è la volontà, come dire, di creare qualcosa che sia effettivamente funzionale. Penso ad esempio a un ente più piccolo che però ha per sua natura una platea di utenti o con disabilità o comunque con qualche tipo di difficoltà di accesso al materiale comunque web piuttosto corposa, per cui indipendentemente dall'adempimento normativo che l'app funzioni o che il sito funzioni, insomma, è una cosa positiva e serve in primis all'ente. Più l'utente riesce a risolvere i problemi da sé e meno interpella l'amministrazione. Ok, detto questo, nel momento in cui siamo andati ad approfondire la questione delle applicazioni mobili, abbiamo aperto l'armadio e ci siamo trovati a Narnia, per cui ci si è aperto un mondo davanti. Quello che io vorrei fare oggi con voi è cominciare a darvi un attimino un overview, dopodiché raccogliamo assieme anche gli spunti, alcuni molto interessanti sono già arrivati e magari poi Luca riapprofondiremo con Stefano in coda se avrete tempo e voglia, e altri possono essere raccolti in qualsiasi momento lo riteniate opportuno. E detto questo, appunto, tornando un attimino alla volontà appunto di creare un prodotto funzionante, se è vero che le normative a cui adempiere sono tante, i criteri di accessibilità sono tanti, è anche vero che ce ne sono alcuni che vanno a risolvere l'80% dei problemi. Di uno avevamo accennato prima, il fatto di avere il testo alternativo sulle immagini è una banalità, di fatto spesso non viene seguita nel momento in cui magari per questioni di fretta, per questioni del fatto che magari non essendo una materia che trattiamo quotidianamente non è una cosa che salta sempre all'occhio.
spesso non viene adempiuta ed è una delle cose che crea più problemi. Un'altra cosa che crea tantissimi problemi appunto è il discorso dei PDF accessibili. Allora, noi vedremo tante cose, di fatto cerchiamo di aver cura di quelle 2 o 3 che ci vanno a risolvere l'85% dei problemi e poi il resto, se ci viene imposto per normativa, lo facciamo perché è giusto farlo. Nel momento in cui non interviene una normativa può essere un lavoro di cesello che viene introdotto in un secondo momento, però noi sappiamo che all'utente già stiamo dando un prodotto che funziona e che può utilizzare. Mi avventuro con prudenza sul sentiero scivoloso delle applicazioni mobili. Allora, sostanzialmente abbiamo di fronte, come vi dicevo, un universo. Perché? Mentre per quel che riguarda i computer, insomma, bene o male si era, nonostante i vari tipi di browser, adesso i colleghi informatici mi correggano se dico delle inesattezze dal punto di vista tecnico. Bene o male, insomma, abbiamo raggiunto una certa maturità, è un pezzo che ci abbiamo a che fare. Con i dispositivi mobili abbiamo a che fare con marche, modelli, sistemi operativi molto vari, abbiamo a che fare con telefonini, con tablet, per cui con schermi estremamente differenti e anche con modalità di utilizzo estremamente diverse. Cerchiamo di far ordine è tosta, però cominciare un pochino insomma a percorrerlo questo sentiero. Abbiamo un panorama a destra e una a sinistra e pian piano approfondiremo insomma anche col vostro aiuto, col vostro feedback di quello che possono essere gli interessi insomma principali. Allora, sostanzialmente nel momento in cui noi abbiamo a che fare con un dispositivo mobile, banalmente cellulare, abbiamo delle funzioni che ci vengono messe a disposizione dai produttori. Allora, noi abbiamo dovuto circoscrivere un attimino l'ambito, che è abnorme, ai 2 principali sistemi operativi che sono Android e iOS. Per quel che riguarda la platea degli utenti non vedenti, questo va a coprire una casistica molto completa, perché la maggior parte dei dispositivi utilizzati sono iOS, con una fetta di utenza che adesso si sta un attimino avventurando nel mondo Android. E che cosa mettono a disposizione i nostri telefonini? Ci danno la possibilità di ingrandire i caratteri, regolare il colore, visualizzare soltanto una parte dello schermo, ci danno la possibilità di trascrivere il testo per quel che riguarda l'udito attraverso il microfono, visualizzare sottotitoli in tempo reale e anche all'interno di conversazioni di videofonate sostanzialmente avere la possibilità di vedere i sottotitoli. Molto importante per quel che riguarda le abilità motorie, abbiamo la possibilità di interagire con un dispositivo mobile tramite uno abbiamo la possibilità di ottenere dei feedback vocali sulla zona dello schermo che stiamo premendo, per cui sostanzialmente nel momento in cui noi andiamo a toccare lo schermo il telefonino vocalizza quello che stiamo toccando e con delle gestures apposite poi attiva le determinate funzioni. Io vi ho lasciato tutti i riferimenti per chi fosse interessato ad approfondire poi sulle varie funzioni di accessibilità messe a disposizione appunto dai 2 principali produttori. Non me ne vogliano gli amanti dei Samsung che sanno che hanno a disposizione delle sistemi operativi apposta e funzionalità apposite. Con una ricerca abbastanza semplice si riesce a trovare anche lì abbastanza materiale. Allora, abbiamo parlato di un lettore di schermo. Sostanzialmente come funziona? Allora, per quel che riguarda i requisiti di accessibilità, tra quelli più importanti messi in evidenza dai nuovi criteri, le WCAG 2.1 per capirci, a cui devono essere compliant le applicazioni mobili come i siti web, ce ne sono alcuni che di fatto spesso sono considerati dagli sviluppatori. Penso ad esempio alla possibilità di visualizzare correttamente un'app o un sito web con schermi di dimensioni molto diverse, soprattutto per i siti web andiamo dalla versione desktop per i computer alla versione per i dispositivi mobili. Questo di fatto viene molto spesso già implementato perché comunque è una richiesta del mercato globale, non è un prodotto di nicchia come magari può essere un lettore di schermo. In questo caso ci sono delle attenzioni in più da prendere perché non essendo un prodotto utilizzato frequentemente da tantissimi utenti, magari ci sono delle considerazioni che normalmente passano un attimino sotto traccia.
Cerco di darvi, allora la cosa migliore sarebbe stata fare un esempio pratico, cerco di darvi un attimino una visione senza andare a perderci, come dire, andare a impiegare troppo del vostro tempo, cerchiamo di darvi una visione un attimino globale. Come funziona un lettore di schermo su telefonino? Nel momento in cui io sfioro il mio schermo, posso navigare sul telefonino in due modi, o in maniera sequenziale, quindi chiedendo al mio lettore di schermo di vocalizzare quello che c'è sullo schermo in quel momento dall'alto al basso, la navigazione lineare, oppure Explore by Touch, per cui vado a toccare determinate zone dello schermo e il mio cellulare mi vocalizza quello che io sto toccando, dopodiché con un gesto apposito vado a determinare, ad attivare quella determinata funzione. Ad esempio, per un lettore di schermo con due tocchi vocalizzo, con un tocco vocalizzo quello che sto toccando e con due tocchi nello stesso punto vado ad attivare la funzione nel caso la funzione sia quella da me scelta. Cosa succede? Che per entrambi questi tipi di navigazione, al momento dello sviluppo dell'applicazione, devono essere presi alcuni accorgimenti. Ad esempio, per quel che riguarda la navigazione lineare, bisogna avere accortezza che le informazioni siano presentate in ordine corretto, per cui possibilmente prima le informazioni fondamentali richieste dall'utente e poi le informazioni accessorie. O comunque, e questo andrebbe fatto con maggiore attenzione, indipendentemente dall'ordine, che le informazioni siano tutte accessibili. Perché se l'app non è correttamente progettata potrebbero esserci delle funzionalità visibili a schermo ma di fatto invisibili per un lettore. Per quel che riguarda l'Explore by Touch noi abbiamo i cosiddetti, insomma, i punti che noi andiamo a premere delle nostre applicazioni. Io non sono un amante dell'inglese, ma qui abbiamo dovuto largamente appoggiarci, purtroppo perché le terminologie sono quelle. Per cui abbiamo dovuto, al momento dello sviluppo si deve fare attenzione che le aree che io vado a sfiorare sullo schermo abbiano un'opportuna larghezza che mi consente di fare in modo che l'obiettivo possa essere selezionato. Questo non è utile solo per un lettore di schermo, è utile per un qualsiasi utente che utilizzi il cellulare in condizioni di scarsa visibilità, per cui senza necessariamente utilizzare un feedback di tipo vocale, utilizzi il suo schermo normalmente, però si trovi magari in una strada assolata, ad esempio, per dire, o in condizioni insomma, di luminosità non ottimali. Oppure abbia qualche difficoltà di tipo motorio, penso ad esempio all'anziano che magari con il telefonino ha un rapporto un po' particolare, per cui di fatto nel momento in cui va a toccare lo schermo ha necessità insomma di avere un'applicazione che gli dia la risposta a quello che lui tocca, anche a fronte di una precisione non grandissima nel maneggiare il dispositivo. Allora, come dicevo, abbiamo dovuto circoscrivere un attimino il mondo dei lettori di schermo con cui abbiamo a che fare. Abbiamo scelto i tre principali basandosi sulle indagini di mercato dell'Istat degli ultimi 3 anni: VoiceOver per il mondo iOS, TalkBack per il mondo Android e emergente in quest'anno il Samsung Voice Assistant proprietario della casa omonima. Questo perché? Perché nel momento in cui, poi lo vedremo un attimino in dettaglio, soprattutto in fase di test, se vogliamo cercare di risolvere, indipendentemente dall'adempimento normativo, la maggior parte dei problemi, l'applicazione va testata almeno con questi 3 lettori di schermo. Poi volendo, se uno vuole allargare la rosa, ne ha finché vuole, può testarla sugli iPad che montano un sistema operativo diverso, può testarla su qualsiasi altro tipo di tablet, insomma ce n'è per tutti i gusti. Però diciamo, se vogliamo fare un test di massima che però ci fornisca un feedback importante, partiamo da qui. Ok, allora, una piccola precisazione. Questa slide non ha assolutamente l'intento di essere esaustiva perché oltre ad avere diversi device abbiamo anche diversi modi di poter scrivere un'applicazione per cellulari. Abbiamo individuato 2 macro categorie che, ripeto, non hanno pretesa di esaustività, però ci permettono di fare un paio di osservazioni a un sito preesistente.
E può essere ad esempio che un ente decida di mettere a disposizione le sue, penso alle delibere determine, che sono i primi file PDF che mi vengono in mente, tramite un'app. In quel caso bisogna avere estrema cura del fatto che i contenuti debbano essere accessibili alla fonte. Questo ci risolverebbe in realtà due problemi. Il primo, quello di fornire contenuti accessibili tramite app. Il secondo, quello che, siccome il sito dell'ente deve essere messo a norma secondo i nuovi criteri, questa norma consegue la compilazione di una dichiarazione di accessibilità, e comunque risolvere il problema alla fonte ci toglie anche da questo onere, insomma. Mentre per quel che riguarda le applicazioni che comunque non vanno ad appoggiarsi su un sito web, ma sono native per dispositivi mobili, comunque l'accessibilità va testata. Che cosa? Allora, dal punto di vista normativo siamo in fase di approfondimento. Infatti, come vedete, queste sono slide abbastanza operative, i riferimenti di legge non li troverete qui. E questo è il primo anno in cui è chiesta la dichiarazione di accessibilità per le applicazioni mobili. Io personalmente sento la necessità di alcuni approfondimenti e poi, se avrete domande, coglieremo l'occasione per fare un recap globale di quello di cui abbiamo necessità di chiarimento. Però nel frattempo che cosa può essere già fatto? Allora, le due principali case produttrici mettono a disposizione delle linee guida, delle best practice, che servono sia per risolvere i problemi di accessibilità che per dare delle app che comunque vadano ad agevolare una fascia di utenti un pochino più ampia. Quelle principali: migliorare la visibilità del testo, quindi verificarne anche in condizioni di scarsa visibilità le dimensioni e il contrasto. Aree cliccabili semplici e larghe e, soprattutto per il lettore di schermo, descrittori corretti degli elementi. Ogni elemento dell'interfaccia utente ha una descrizione che ne dice il tipo e la funzione. Non mi interessa che sia descritto il tipo di elemento, il mio lettore di schermo già andrà a vedere che un elemento è un pulsante, quando non un menu a tendina, quando non... Mi interessa sapere a cosa serve questo pulsante. Serve per inviare i dati, serve per... Per quel che riguarda le best practice, sono documentate molto bene nelle due pagine apposta messe a disposizione dalle case produttrici. Vediamo se riesco a farvi vedere al volo, perché sono molto interessanti. Ecco, questa è la pagina di Android dedicata, che accompagna proprio passo passo lo sviluppatore, o comunque chiunque fosse interessato, anche nel momento in cui uno non è uno sviluppatore, però l'app la deve proporre, se la deve un attimino pensare, perché non ha presente i riferimenti tecnici, però ha ben presente a cosa gli serve, cosa dovrebbe ottenere. Ecco, questa potrebbe essere una pagina interessante. Se voi scorrete poi trovate tutto il materiale, dalle cose più semplici a quelle più tecniche. E questa è quella messa a disposizione da Apple. Qui trovate un attimino alcuni riferimenti, alcune cose di cui abbiamo già avuto modo di accennare, più tutti gli argomenti che possono essere necessari per un approfondimento. Ok, la parte fondamentale, i test. Che cosa possiamo fare appunto al momento? Allora, possiamo fare dei test manuali, per cui sostanzialmente provare ad interagire con le nostre applicazioni tramite le tecnologie assistive. Un lettore di schermo fondamentalmente, oppure un sensore. Sono i due principali. Esistono ovviamente per i sensori, ad esempio, dei simulatori che possiamo utilizzare. Ci sono delle app che ci permettono di svolgere dei test. Qui vi lascio tutti quanti i riferimenti, per cui c'è un'app che si chiama Accessibility Scanner, che permette tramite Android di capire se la nostra app soddisfa i principali criteri di accessibilità. Questo tipo di applicazioni non va a sostituire i test, però magari ci permette di risolvere in blocco determinati problemi che poi a livello di test sarebbero comunque emersi. Ci sono poi delle librerie specifiche per sviluppatori che io non approfondisco e a cui lascio agli sviluppatori oneri e onori della consultazione. E
una cosa molto interessante, nel momento in cui si va a caricare un'applicazione sul Mari, che ci danno qualche feedback sull'accessibilità dell'applicazione. Ho riportato qui ad esempio uno screenshot messo a disposizione, per cui ecco, prima di procedere alla pubblicazione qui già abbiamo un primo feedback su alcuni problemi da risolvere. La cosa più importante è che, se siete interessati, potrebbe essere un argomento da approfondire anche in seconda sede, non solo per le applicazioni mobili ma in generale, e dopo vi dirò anche perché. Il feedback degli utenti. Allora, qualsiasi feedback degli utenti è importante. Se riusciamo ad organizzare dei test di usabilità fatti bene, con tutti i protocolli del caso, con un panel di utenti differenziato, con tutta quella che è la rosa delle possibilità messe a disposizione del test di usabilità, bene. Se riusciamo a farlo testare soltanto all'amico anziano che utilizza il cellulare, va benissimo lo stesso, perché qualsiasi indicazione degli utenti, anche se pochi, ci fornisce dei feedback importanti, per cui non ci rinunciamo perché magari non abbiamo il tempo e le possibilità di fare un lavoro coi fiocchi. Anche una bozza è un buon punto di partenza, chiaramente poi più si fa meglio è. Detto questo, con test anche molto semplici, molto a basso costo, si riesce a risolvere una buona metà dei problemi. Poi tutto quello che viene in aggiunta ovviamente è bene. Questa è la screenshot che vi ho mostrato prima. Anche qui vi lascio due riferimenti per le due principali case, per cui per Android e per iOS. Vi illustro brevemente quello di Android. Ecco qui come testare le proprie app. Anche qui si viene accompagnati passo passo nelle varie fasi di testing. Ovviamente le cose da approfondire sono tante, per cui questi sono i punti di partenza. E in ultima lascio un riferimento per le risorse per gli sviluppatori, se si vuole in qualche modo cominciare ad indirizzare chi per noi deve sviluppare le nostre app. Ecco. Questo è quanto, chiaramente senza pretesa di esaustività, però per darvi una prima idea di quello che è il lavoro che deve essere fatto. Ecco. Interrompo la condivisione e